Un derby da non sbagliare da una parte e dall'altra, questa è in sintesi la pre-partita di Castrum Favara Akragas. Amici di Sportisili TV, ci prepariamo a vedere queste immagini provenienti dallo stadio Broccoleri di Favara di fronte i giallo-blu di mister Infantino, che hanno colto un punto all'esordio contro l'Enna, e il gigante di Lillo Bonfatto, che invece di punti non ha presi neanche uno dopo i primi 180 minuti di stagione. Mancano i tifosi della squadra ospite a causa di un'ordinanza emessa durante la settimana, ordinanza che ha fatto ovviamente molto discutere, ma si gioca anche e soprattutto nel ricordo di Totò Schillaci, spentosi a metà settimana. Anche qui il tributo da parte dei tifosi favaresi. Poi si gioca ed è subito un tentativo, come stiamo per vedere dalle immagini registrate dal nostro Giuseppe Montalbano, un tentativo da parte del Favara, che qui prova a sfruttare l'errore in fase di disimpegno dell'Akragas, avanzato, non coglie la porta a tu per tu con Dregan. Poi si fanno vedere gli ospiti con questa azione manovrata con Santa Paola e poi la conclusione che si perde fuori da parte di Lofaso. Poi l'errore in disimpegno da parte di Scuffia prova ad aprire ancora le porte dell'attacco alla squadra guidata da Bonfatto. Conclusione con la palla che viene bloccata da Scuffia dopo l'errore in disimpegno. Poi ancora un passaggio all'indietro sbagliato, Levé viene fermato in uscita dal portierone favarese. Poi tentativo dalla lunga distanza da parte di Lofaso con palla che si spegne sopra la traversa. L'occasione era ghiotta, dall'altra parte Camilleri con il cross rasoterra messo fuori dalla difesa, arriva Deiana Testoni che prova a giocarla, si dà anche un 1-2 involontario, poi la palla messa in mezzo da Vaccaro non arriva sul secondo palo Romero. Prima vera occasione per il Castrum Favara, che è costretta a un certo punto a rinunciare a Mirabelli, infortunio che porta quasi sull'orlo delle lacrime il vice capitano dei gialloblu. Al suo posto entra il 2004 Alex Scalia, ma attenzione a quello che accade, secondo minuto di recupero, la corsa di Vaccaro sulla sinistra, uno sguardo in mezzo perché arriva sul primo palo Axel Romero che porta in vantaggio il Castrum Favara. Esplode il Broccoleri, prima gioia in campionato per la squadra giallo-blu, che non segnava praticamente dalla doppia sfida di Coppa contro l'Enna. Esplodono i tifosi di casa per la rete di Romero, che è il miglior modo, come stiamo per vedere, per chiudere il primo tempo dopo questa uscita di Scuffia. Il doppio fischio da parte del signor Benito Saccà della sezione arbitrale di Messina. Inizia subito forte la ripresa per il Castrum Favara con la palla recuperata da Testoni. C'è un intervento con la mano che porta anche il nostro operatore a non proseguire l'azione. Anche la gestualità dell'arbitro inizialmente non dà segnali incoraggianti, ma alla fine arriva quello più importante: gol di Gioele Deiana Testoni, e dopo 3 minuti dall'inizio della ripresa raddoppia il Castrum Favara con il numero 11 al debutto davanti al proprio pubblico dopo un piccolo problema fisico. E allora può esplodere ancora la gioia dei tifosi presenti sugli spalti del Broccoleri. Poi prova a reagire anche con i cambi di Bonfatto l'Akragas, che di fatto crea poco o nulla per impensierire la porta guidata da Scuffia. Qui la palla arriva nel cuore dell'area di rigore, non riesce a gestirla nessuno in maglia biancazzurra. Prova dall'altra parte a farsi vedere il Castrum Favara con questa discesa sulla sinistra ancora di Deiana Testoni, la palla che viene intercettata, poi prova anche a rimontarla, senza successo Rizzo, un altro dei nuovi entrati. Dall'altra parte il cross messo dentro dalla sinistra, c'è la deviazione a mettere fuori ancora da parte di Rizzo qui in fase difensiva, ma di fatto è l'ultima azione della partita, perché su questa palla messa in mezzo ancora intercettata da un difensore del Castrum Favara arrivano i 3 fischi del signor Saccà di Messina e arriva la prima storica vittoria in eccellenza per il Castrum Favara, che poteva esultare sotto ai propri sostenitori del tifo organizzato. Finisce 2-0. Da Sportisili è tutto, alla prossima.